Agosto, mese di vacanza per molti, anche se non per tutti. I vicentini si preparano a staccare la spina, a trovare pace e riposo. Per chi è diretto in montagna ci sono le tante seconde case sull'altopiano di Asiago, mentre per il mare piace molto il viaggio nelle località da sogno italiane come la Sardegna, ma anche estere tipo la Spagna. Secondo Federalberghi il Veneto guida la classifica delle regioni italiane come destinazione preferita, ma i vicentini invece cosa faranno? Sì, andrò in vacanza. Paura del traffico, come farà a organizzarsi? No, lo affronto in macchina con rispetto per gli altri e distanze di sicurezza. Io vado una settimana in agosto, stranamente, perché di solito non ci vado mai. Paura del traffico, il bollino rosso? Sì, esatto, però quest'anno è andata così. Le ho già fatte. Ah, già finite? Già finite. Faccio la nonna in agosto. Quindi niente vacanze? No, quest'anno proprio dentista, perciò... No, sono già stata a luglio in vacanza, ad agosto non ci vado mai. Regione di destinazione preferita dagli italiani è l'Emilia-Romagna, ben il 44% andrà al mare, destinazione seguita dalle città d'arte, dalla montagna e dal lago. Io sono già in vacanza da un mese circa perché sono un pensionato, quindi per fortuna ho una casetta sull'altopiano. Sono qui ma non vedo l'ora di fuggire di nuovo. Non lo so ancora. Deve ancora decidere? Sì, dipende da quello che passa al convento. Dai, sicuramente mare. E adesso siamo in città. Sì, un po', qualche giorno. Mare o montagna? Mare. Con il traffico come farete? No, faremo le partenze intelligenti. Io ho traghetto da prendere, quindi parto con un po' di anticipo e si fa. Prenotato, organizzato? Sì, già fatto tutto. Mi piace andare a giugno e a settembre in vacanza. Giugno giornate più lunghe, più piacevoli, settembre più relax, meno gente, meno turismo. No, non faccio vacanze quest'anno. Parto giovedì, una settimana a Formentera. La vedo sorridente, contenta. Sì. Vede l'ora? Sì, si vede l'ora di rilassarsi, andare a un bel mare, stare in compagnia.